Buongiorno e ben ritrovati, ci siamo lasciati alle spalle settembre, oggi 1° ottobre, di nuovo insieme per raccontarvi le notizie principali di questa giornata dal Veneto. Ci sarà naturalmente cronaca di cui darvi conto e poi andremo a Palazzo Balbi nel post giunta con il punto stampa del presidente Zaia che dovrebbe dare importanti comunicazioni in tema di prevenzione e sanità. Ma iniziamo con le notizie che arrivano da Treviso, perché il sindaco Conte ha convocato i vertici di RFI in merito ai lavori per la nuova stazione ferroviaria. Cantieri a rilento, dice il primo cittadino, e degrado, e quindi chiede un intervento dei vertici. Cerchiamo di ricostruire quanto sta accadendo a Treviso. Buongiorno da Casugana, dove nelle scorse ore è partita una lettera destinata ai vertici di RFI. L'oggetto, il cantiere in stazione, un cantiere che va a rilento, troppo a rilento, qualcuno parla addirittura di un cantiere fantasma. A suonare la sveglia è stato proprio nelle scorse ore il sindaco Mario Conte. Sindaco Mario Conte, insomma, la misura è colma. Lei ha chiesto ai vertici di RFI di intervenire il prima possibile. Sì, ho chiesto un incontro urgente ai vertici di RFI perché in occasione dell'ultimo sopralluogo fatto personalmente ieri ho riscontrato che in un cantiere da 20 milioni di euro c'erano presenti 6 operai che quindi non riescono certamente a garantire il cronoprogramma. Ricordo che siamo già pesantemente in ritardo, cioè RFI è in ritardo di quasi 2 anni sul cronoprogramma e poi ho riscontrato tutta una serie di criticità, dal degrado, la sporcizia, mancano le panchine e i cestini sulle banchine, insomma una stazione indecorosa di cui io mi vergogno, gliel'ho detto anche telefonicamente ai vertici di RFI, però pretendo che ci sia una risposta immediata sia da un punto di vista delle maestranze presenti in cantieri che da un punto di vista del rispetto del cronoprogramma e soprattutto da un punto di vista del decoro e della pulizia della stazione, che è un punto di accoglienza dei turisti e di coloro che utilizzano i treni anche per questioni lavorative. Non accetto che ci siano persone sedute per terra, sporco ovunque, e un cantiere che risulta essere davvero troppo in ritardo e in condizioni di abbandono. Anche perché parliamo di un quadrante comunque caldo della città e questa situazione di degrado di certo non aiuta. Ma degrado porta degrado, pulizia porta pulizia. Ecco, noi siamo per la pulizia, ci stiamo impegnando anche col settore lavori pubblici per rendere quanto più armoniosa la presenza di questo cantiere da un punto di vista della viabilità, degli attraversamenti pedonali, però serve un cambio di marcia da parte di RFI perché questa situazione non può più andare avanti così. La collaborazione comunque è massima e li ringrazio perché si sono comunque dimostrati sensibili e disponibili, adesso però aspettiamo i fatti. E i fatti sono più uomini nel cantiere e più soluzioni, diciamo così, tampone antidegrado, di questo stiamo parlando. No, serve pulizia, serve arredo urbano, quindi se non metti i cestini è normale, cioè non è normale, però è comprensibile che la gente butti i rifiuti per terra, quindi noi dobbiamo creare le condizioni igienico-sanitarie perfette, dopodiché se c'è qualche maleducato lo andremo a sanzionare, però se tu non metti i cestini, non metti le panchine e soprattutto il cantiere risulta in stato di semi-abbandono, è più probabile che si crei una sacca di degrado. Ultimissima battuta, da cronoprogramma i lavori dovrebbero ultimare verso la seconda parte del 2025, però è chiaro che se non ci sono uomini e mezzi al lavoro si rischia di ritardare. C'è un ma e c'è un problema all'orizzonte, le Olimpiadi del 2026, la città di Treviso e soprattutto lo snodo ferroviario deve essere pronto. Noi ci faremo assolutamente trovare pronti, l'obiettivo di questo incontro è proprio chiedere garanzie
ufficiali e formali da parte di RFI, ma molto prima delle Olimpiadi, nel senso che stiamo crescendo in modo importante da un punto di vista turistico e non mi va che coloro che vengono a vedere le bellezze di una città vengano accolte da una stazione in queste condizioni. Quindi le Olimpiadi sono un appuntamento importante che non vogliamo assolutamente mancare, però ogni turista che arriva nella nostra città deve essere accolto nel migliore dei modi, ed oggi questa accoglienza, a causa della presenza di questo cantiere, a causa dei ritardi, a causa della mancanza dell'arredo urbano che è di competenza di RFI, non ci sono le condizioni di accoglienza, e quindi a me questo non va bene. L'ho fatto presente formalmente a RFI e lo farò presente anche nella riunione indetta nei prossimi giorni. Insomma, un messaggio forte e chiaro, mittente Mario Conte, destinatario RFI, a questo punto si attendono risposte concrete. Da Casugana è tutto. Dunque Christian Arboit con Tommaso Migot e con il sindaco Mario Conte hanno spiegato quella che è la situazione attuale del cantiere per la nuova stazione ferroviaria e quelle che sono in qualche modo quello che è il messaggio che dal sindaco Conte arriva a RFI perché si velocizzino i lavori nel cantiere. Adesso la cronaca ci porta a Padova con una rapina ieri sera all'orario di chiusura in un supermercato dove sono entrati un uomo armato accompagnato da una donna. La cronaca insieme a Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. 19:40, orario di chiusura, c'era solo una cassa aperta in quel momento all'interno di questo supermercato. Siamo in una zona periferica di Padova, nel quartiere di Ponte Rotto in via Pullè. Due persone, un uomo e una donna, sembra giovani, entrano all'interno, hanno il volto coperto da una mascherina FFP2, il cappuccio in testa e anche i guanti, ci racconterà un testimone. All'interno c'erano pochissimi clienti, una persona riesce a fuggire, l'altra si nasconde, chiama il 113, due si infilano proprio negli scaffali per nascondersi, i due si presentano alla cassa, chiedono alla cassiera presente in quel momento di dargli tutti i soldi che ci sono dentro, l'uomo è armato, la cassiera mette tutto all'interno, i due fuggono, hanno usato questa zona per fuggire, sono fuggiti a piedi, si sono infilati proprio all'interno di questi condomini che ci sono proprio a ridosso del supermercato. E allora adesso sentiamo la testimonianza di una persona che ha visto proprio tutto e poi anche la paura dei residenti in questa zona. Visto per caso la rapina? Sì, la sera come alle 7:40 di sera ho visto due ragazzi di qua, loro chiudono tutto la fiscale, anche guanti, tutto. Io sono andata via 5 minuti prima della rapina, ero qui proprio con mia figlia perché abito qui e quindi sì, è una zona che ormai non è proprio sicura. Devo dire, io ho 3 figlie, facevo anche fatica anche a portarle giù a giocare al parco. Questa è stata già rapinata 6-7 anni fa, io mi ricordo benissimo, sempre a quell'ora lì. Perciò adesso non so come mai, non so, ci sono telecamere, c'è qualcosa. E questa è una zona proprio di svaligiamenti, purtroppo. Lei dove vive? A Villa Guatera. Villa Guatera 2 volte sono stata svaligiata. Hanno portato via tutto? Piano. Sì. Secondo piano, casa soqquadro, proprio una cosa spaventosa. C'è da aver paura? Sì, un po' di paura, adesso comincia. Allora le 19:40 quando è successo? Chiusura? Che schifo. E questo è un quartiere malfamato, Tutta la gente che c'era in via Anelli è qui. Il nostro bene amato sindaco li ha portati tutti qui. Quindi dice che se l'aspettava una cosa del genere? Sì. Io abito vicino alle carceri, proprio vicino alle mura. Dormo sempre col fucile in fianco al letto. Io ho lavorato una vita per costruire quello che ho costruito. Viene dentro uno, mi maltratta e mi porta via tutto. No. 2 le telefonate arrivate in contemporanea quasi alla polizia, la prima di una cliente, la seconda della stessa cassiera una volta che i 2 rapinatori erano usciti. Indagini sono in corso per identificarli.
E questa è dunque la cronaca, ma soprattutto le avete sentite le voci dei cittadini che in qualche modo si aspettavano un episodio del genere in un quartiere che definiscono pericoloso. Ci spostiamo nel Vicentino, a Monte di Malo per l'esattezza, dove è stata scoperta una cascina con all'interno un laboratorio di 3 piani per la coltivazione e produzione di marijuana. La Guardia di Finanza ha sequestrato 90 kg di droga. Una persona è stata arrestata. Importante operazione della Guardia di Finanza di Vicenza nell'Alto Vicentino, precisamente a Monte di Malo, che ha portato al sequestro di 90 kg di marijuana. Ne parliamo insieme al comandante Cosmo Virgilio. Colonnello, un'importante operazione, cosa avete trovato? Sì, buongiorno. Intanto insomma il quantitativo, come le ricordava, 90 kg di marijuana, di questi 30 erano già pronti per essere confezionati e messi sul mercato. La particolarità era che si trattava di un vero e proprio laboratorio di produzione, coltivazione, sistemazione, confezionamento della droga all'interno di una cascina su 3 piani, gestita secondo le nostre prime ricostruzioni da un soggetto di nazionalità albanese che è stato tratto in arresto su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha coordinato tutta l'attività, tra l'altro anche irregolare sul territorio dello Stato. La particolarità, dicevo, che ci ha molto preoccupato, ci ha spinto poi a agire nell'immediatezza, era che la cascina, essendo stata adibita a questo tipo di attività illecita, aveva tutta una serie di impianti anche di elettrici, di ventilazione, per la coltivazione, di illuminazione anche delle piante, particolarmente complesso e fuori norma, quindi con mancante dei minimi requisiti di sicurezza. Quindi questa particolarità ci ha spinto a intervenire, e quando siamo entrati abbiamo trovato questa situazione, che peraltro era stata anche notata da alcuni residenti che, allarmati, avevano... Quindi vi sono arrivate anche diverse segnalazioni? Sì, in questi casi l'attività informativa è fondamentale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza avevano già dei sospetti sul soggetto che stavano seguendo da qualche giorno, poi hanno avuto anche conferma di alcune attività informative fatte sul posto a Monte di Malo. Ecco, l'avete sentito, un'importante operazione, una vera e propria cascina adibita alla produzione, alla lavorazione della marijuana. Io ringrazio il colonnello per essere stato con noi. Proseguiamo con la cronaca, torniamo a Padova. Daspo per 5 Ultras del Lecco avevano ingaggiato una rissa al termine della partita Trento-Lecco di Lega Pro disputata lo scorso 1° settembre allo stadio Euganeo di Padova. Il pari sul campo dello stadio Euganeo il 1° settembre scorso, dove si era disputata la sfida di Lega Pro tra Trento e Lecco, non aveva calmato gli animi già caldi durante il match, e infatti durante il deflusso dagli spalti la polizia di Padova era dovuta intervenire per evitare il contatto tra le tifoserie opposte, garantendo l'uscita. Proprio in questa fase 2 risse a poca distanza di tempo l'una dall'altra si sono scatenate invece tra i supporter del Lecco, appartenenti a 2 frange ultras diverse. Una ventina i soggetti coinvolti, 5 dei quali sono stati denunciati per oltraggio a pubblico ufficiale. Da successivo esame delle immagini dei filmati registrati allo stadio, il questore ha disposto 5 provvedimenti di Daspo che hanno raggiunto per 5 anni un 42enne, un 37enne e un 44enne. Per altri 2 tifosi di 47 e 38 anni il divieto di allontanamento dalle manifestazioni sportive è stato fissato in 3 anni. I provvedimenti sono stati notificati dagli agenti della Digos di Padova e Lecco. Assolta nonostante fosse ubriaca alla guida. Parliamo della 29enne che stava spostando l'auto che era in divieto di sosta. Per ben 2 volte quella sera di gennaio del 2023 era risultata positiva all'alcol test, prima 1,94, poi 1,67, quantitativi di alcol 4 volte superiori al limite consentito. Una 29enne di Campodarsego, però, è stata assolta dopo aver impugnato il decreto penale di condanna del giudice.
Fondamentale per assolvere la giovane la testimonianza di un'amica. La 29enne, infatti, anche se ubriaca, stava spostando la macchina che si trovava in divieto di sosta. La ragazza, vista l'alterazione da alcol, voleva tornare a casa accompagnata da un amico, ma si era accorta che l'auto parcheggiata fuori dal locale di Saunara era in divieto di sosta e così la stava spostando quando è passata la pattuglia dei carabinieri che ha eseguito l'alcol test, risultato positivo. Dovrà ricostruire ancora una volta quella tragica domenica di giugno. Il papà della piccola bimba di 3 anni sfuggita al controllo del genitore e annegata nella canaletta di Scolo durante una festa della comunità camerunense. È atteso nei prossimi giorni l'interrogatorio del 39enne camerunense, papà della bambina di 3 anni, morta lo scorso 23 giugno cadendo in una canaletta di Scolo di via Svezia, in zona Roncaiette a Ponte San Nicolò. Il papà della piccola Kira, ingegnere informatico 39enne, è indagato dalla procura per omicidio colposo per non aver vigilato sulla figlia che nella confusione della festa che si stava svolgendo si era allontanata dirigendosi verso la canaletta. L'interrogatorio del padre servirà ai magistrati per ricostruire la tragica giornata. L'ipotesi è che si sia trattata di una drammatica fatalità. Il papà, che quel giorno era da solo con la figlioletta, la mamma infatti era rimasta a casa con la secondogenita di 1 anno, appena si è accorto che la piccola si era allontanata ha cominciato subito a cercarla, aiutato dai connazionali. Akira però era scivolata nella canaletta e nonostante i soccorsi immediati ha smesso di respirare poco dopo. Svolta nell'efferato omicidio di Vincenza Saracino, è stato arrestato in Venezuela il presunto killer, un'azione coordinata da Interpol, unità di informazione passeggeri e dall'esperto per la sicurezza della direzione centrale della polizia criminale in Venezuela. In manette il vicino di casa della vittima. A 3 mesi dall'efferato omicidio di Vincenza Saracino è stato arrestato il presunto killer. L'Interpol lo ha trovato a casa del nonno a Maracay, nello stato di Aragua, in Venezuela. Si tratta di Luigi Nasato Fazio, 32 anni, nato in Venezuela ma originario del Veneto. Il blitz è scattato nelle ore scorse e accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Per quello che siamo riusciti a ricostruire nella fase dell'indagine, i motivi del rancore che questo soggetto nutriva nei confronti di Vincenza erano decisamente futili e assolutamente sproporzionati all'omicidio. L'assassino era il vicino di casa della vittima, una persona problematica che per alcuni anni è vissuto proprio accanto a Vincenza e alla sua famiglia. Ha abitato con i genitori del fratello al piano superiore. Almeno in 2 occasioni in quella casa erano arrivate le forze dell'ordine per litigi violenti. Lui era stato aggressivo nei confronti del fratello. Una volta era stata presente all'aggressione anche Vincenza, che aveva tentato di calmare gli animi. Poi la famiglia del killer si era trasferita in Spagna per lavoro e Luigi Nasato era rimasto in quell'abitazione fino al 1° luglio, giorno in cui il killer ha acquistato un biglietto per il Venezuela, ha effettuato il trasloco ed è andato a dormire a casa di alcuni cugini a Vedelago. Ma nella sua mente era cresciuto un odio ingiustificato verso la donna. Il 2 luglio, in sella ad una bici, ha raggiunto la strada che Vincenza faceva ogni giorno per tornare a casa da lavoro. L'ha attesa più di 1 ora. Poi, quando l'ha vista arrivare, l'ha affiancata e con un pretesto l'ha fatta arrivare al casolare disabitato. Lui, armato di un coltello, l'ha colpita alla testa e poi l'ha coltellata 5 volte. Vincenza ha tentato disperatamente di difendersi dalla furia omicida, ma lui se n'è andato, lasciandola esanime a terra. Il lavoro certosino dei carabinieri ha portato alla sua cattura. È stato un paziente lavoro di ricerca dove siamo riusciti a mettere insieme tanti elementi, tra cui videocamere di sorveglianza privata e pubblica, che ci hanno consentito di acquisire tutti gli elementi per poter poi giungere sia all'identificazione del soggetto e al percorso da lui fatto quel giorno. Il giorno dopo l'omicidio il 32enne è partito da Venezia verso Madrid, dove è rimasto qualche giorno, poi ha preso l'aereo diretto in Venezuela. Pensava di averla fatta franca. Il corpo di Vincenza è stato trovato il 3 luglio in quel casolare abbandonato a pochi metri dalla sua abitazione. Ora sarà attivato dall'Italia l'iter per l'estradizione. Se le autorità venezuelane daranno l'autorizzazione, Luigi Nasato tornerà in Italia per rispondere del delitto, un omicidio che potrebbe costargli l'ergastolo.
Spero si faccia giustizia anche se Enza non tornerà più. Parla Marica, amica di Vincenza. Sono in tanti però tra Canizzano, Sette Comuni, Preganziola a chiedere che il presunto killer paghi per quello che ha fatto. Ci vuole l'ergastolo per fatti come questi, dice un residente. Sono soddisfatta del lavoro che hanno fatto carabinieri e tutto. Purtroppo però Enza non c'è più. Marica De Piccoli è stata una delle amiche più care di Vincenza Saracino, la cinquantenne che quasi ogni giorno faceva tappa qui alla trattoria La Perla, Sette Comuni, per un pacchetto di sigarette e un caffè, nel tragitto tra l'abitazione di Canizzano e il lavoro nel sexy shop del marito a Preganziol. Con Marica, tra una parola e l'altra, Enza, così la chiamavano tutti, mai aveva fatto cenno a quel vicino di casa, diventato poi, secondo gli inquirenti, il suo killer. Non mi ha mai parlato di queste cose qua lei. Questo fatto qua non... Quindi probabilmente non dava neanche tanta importanza. Esatto, credo che fosse stata magari un classico vicino che parli così, ma non vai a pensare che questo possa fare una cosa del genere. Devo ancora iniziare a rendermi conto che questo fatto qua mi ha colpito abbastanza. Chi più, chi meno, in tanti conoscevano Vincenza e le sue abitudini. Le notizie delle ultime ore lasciano attoniti. Scherzavamo, passava, c'erano le battute classiche del classico comportarsi da veneto. Il richiamo, bella la bicicletta, eccetera. Era stato un fatto gravissimo. La giustizia che faccia il suo corso come deve essere, effettivamente. Stesse parole come ha detto lui, non aveva nient'altro da dire. Che venga fatta giustizia. Sì. Da 0 a 10. Qui che serve. Una manciata di chilometri divide 7 comuni dall'Iperlando sul Terraglio. Anche qui Enza era un volto noto e ben voluto, molto più defilato il suo presunto assassino, l'italo-venezuelano Luigi Nasato. Sempre col sorriso, sempre educato e gentile, ecco. Mentre lui, ecco, questo soggetto si vedeva poco, infatti tutti quanti. Questo soggetto, ti dico, in giro io l'ho visto relativamente poco, ecco. Qua quasi mai visto, se non di sfuggita qualche volta, in giro per di qua, probabilmente magari perché veniva qua in zona a fare la spesa o quant'altro, ecco. E che adesso sia giusto che chi ha fatto questo gesto paghi e risponda delle sue azioni, ecco, giustamente. Risponda di quello che ha fatto lui. Giustizia ora è il termine più ricorrente. E adesso spero che le autorità portino questo personaggio a Treviso per il processo, per le cose che va, e soprattutto l'ergastolo a vita. Punto. Che venga fatta giustizia e basta quello. Che venga fatta. Andiamo a Palazzo Balbi, dove si sta parlando dell'Ottobre in Rosa per la prevenzione del tumore al seno, con l'annuncio da parte della Regione di anticipare l'età per lo screening senologico ai 45 anni. Sentiamo quello che si sta spiegando, questa motivazione. Vedremo dal prossimo gennaio. Per dare alcuni numeri vi dico che comunque su 10.000 donne che abbiamo screenato in maniera personalizzata siamo riusciti a identificare ben 54 lesioni, ed erano prevalentemente degli stadi 1, ma non quei tumori diciamo indolenti che vengono chiamati così, insomma, ad uno stadio molto molto precoce, tumori dove si è fatta sicuramente la differenza, e quindi di questo io sono grata alla dottoressa Russo appunto per questa collaborazione che, vi ripeto, nelle altre regioni non è scontata. Infine l'altro obiettivo diciamo del nostro centro è proprio quello di, dallo screening, prendere in carico appunto queste pazienti e portarle fino al trattamento, e anche le seguiamo appunto successivamente in tutto quello che è il follow up. Grazie dottoressa. Rimanete qui, restate qui. Se poi ci sono domande, la dottoressa Francesca e Elena Narne, coordinatrice degli screening oncologici di Azienda Zero. Buongiorno a tutti, io ringrazio il Presidente perché ha presentato dei dati ottimali che sono il riflesso di tutto il lavoro che fanno le aziende ULSS. E c'è un altro dato che secondo me è molto importante, per il quale le donne stesse che partecipano sono poi il biglietto da visita per le altre donne. Le donne che già hanno aderito tornano a uno screening sull'88% dei casi, che è un tasso ancora più alto.
E le donne che hanno un segnale per le quali vengono richiamate ad approfondimenti aderiscono a questo percorso di approfondimento in più del 95% dei casi. Quindi sono loro stesse che riconoscono il valore di una presa in carico che non solo è gratuita fino in fondo, ma è anche un percorso di qualità. Non tutte le donne sanno che nello screening tutte le mammografie sono lette 2 volte da radiologhi indipendenti che poi portano ad un esito finale. E sono percorsi anche altamente monitorati, per i quali gli operatori continuano a fare formazione annuale e c'è ogni anno una restituzione dei dati a tutti gli operatori e una condivisione dei risultati. Ultimo dettaglio, se posso, il percorso innovativo che stiamo portando avanti per le donne giovani è un percorso personalizzato su grandi numeri, quindi con una complessità altissima. Perché? Perché si è deciso, sulle dati di letteratura, c'è una caratteristica che è la densità mammaria, che è un fattore di rischio aggiuntivo, e quindi si è valutato di creare un percorso personalizzato per queste donne sulla base della densità. Questo rappresenta una sfida importante per il sistema sanitario. Sapete, insomma, dai numeri citati, lo screening appunto viaggia su grandissimi numeri. Personalizzare un percorso vuol dire chiedere ai professionisti di continuare a fare non solo formazione, ma anche di applicare un modello organizzativo che deve essere più flessibile, che deve rispondere a queste esigenze. Quindi abbiamo degli anni davanti per arrivare a regime, non sarà possibile applicarlo subito d'emblée su tutta la popolazione, abbiamo bisogno di aprire piano piano, gradualmente, di continuare a monitorare come fa sempre un percorso di screening. Grazie. Grazie. E dunque avete sentito queste 2 dottoresse che sono intervenute dopo la dottoressa Russo dell'Ufficio Prevenzione della Regione sulle motivazioni che hanno portato proprio la Regione ad anticipare l'età dello screening per il tumore alla mammella ai 45 anni, anticipando proprio perché si registrano, sono in aumento. Ce l'aveva raccontato anche il presidente della LILT di Treviso qualche giorno fa, il dottor Gava, come si sia abbassata l'età dove si riscontrino casi di tumore al seno anche in donne più giovani dei 50 anni, e da qui la decisione della Regione. Continuiamo con la cronaca. Dopo 3 giorni di mobilitazione si conclude la protesta dei rider in sciopero dopo la morte di un loro collega in un incidente stradale. Paghe aumentate, più tutele in caso di consegne in ritardo da parte del ristoratore. È stato un lungo pomeriggio di trattativa, quello tra i sindacati che sostenevano i rider e la piattaforma di delivery Glovo. Alla fine si è arrivati all'accordo che ha messo fine alla mobilitazione iniziata 3 giorni prima, quando si era diffusa la notizia che un giovane rider pakistano di appena 31 anni era morto dopo essere stato investito da un'auto ad inizio settembre mentre tornava da una consegna in Via del Santo a Limena. Bici elettriche e motorini con cessi termici delle consegne parcheggiati in piazza Mazzini da sabato hanno così ripreso a circolare in città, ma non è stato facile arrivare ad un'intesa. Queste erano le richieste della CGIL. Le richieste a noi possono sembrare minime, si parla di passare da 3 euro a 3,50 euro o rimborso chilometrico da 37 centesimi a 50 centesimi o il bonus per quando piove. Sono richieste minime che singolarmente noi abbiamo portato sempre avanti. La scintilla è stato l'incidente del rider che come lavoratore autonomo non ha nessuna tutela. Le trattative sono state lunghe ed altalenanti, ma alla fine si è tenuto un aumento della paga per un singolo ordine di 30 centesimi lordi e le maggiorazioni sui rimborsi chilometrici. Glovo poi si impegnerà a monitorare le consegne dei ristoratori e i rider, che a loro volta dovranno sempre avvisare in tempo reale se si verificano ritardi. Ieri a Jesolo centinaia di persone hanno partecipato al funerale di Giacomo Gobbato, stringendosi intorno alla famiglia del giovane che ha perso la vita per salvare una donna che veniva rapinata a Mestre. Il coro che si è sentito tante volte in questi giorni accompagna Giacomo Gobbato anche nel suo ultimo viaggio, dal piazzale di fronte alla chiesa di San Liberale Mauro di Jesolo.
E poco prima segnare un contatto tra ciò che è successo dentro e fuori dalla chiesa, tra le letture della cerimonia scelte dalla mamma Valentina, c'era anche il passo del Vangelo di Luca sulla resurrezione. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Un passaggio sottolineato da Monsignor Moraglia. Giacomo appartiene al mondo della resurrezione. 15 anni fa, in questa chiesa, Giacomo Gobbato ha ricevuto la cresima da Francesco Moraglia. Oggi il patriarca di Venezia ha celebrato il suo funerale. Una morte arrivata con una coltellata in Corso del Popolo a Mestre mentre salvava una donna da un borseggio assieme all'amico Sebastiano. Un gesto di coraggio e amore è stato definito durante la cerimonia. Non è giusto limitare una persona ad un unico gesto, ha detto poi Moraglia, ma è vero anche che ci sono gesti che sono come il sigillo di tutta un'esistenza. Quello che ha compiuto Giacomo è uno di quei gesti che rimane e che rimarrà. A Jesole Venezia è lutto cittadino. In chiesa e fuori ci sono centinaia di persone. La bara è stata coperta da un drappo granata con il disegno di un gabbiano color oro. C'è anche un giubbetto salvagente arancione a ricordare il lavoro delle onlus che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, a cui saranno destinate le offerte del funerale. Il sacrificio estremo di Giacomo ha destato un'enorme impressione a Mestre, dove 10.000 persone hanno sfilato per ricordarlo. Giacomo ha lasciato un'eredità preziosa. Sta ora a chi è rimasto farne tesoro. E restiamo a Mestre, dove c'è paura dopo il diffondersi della notizia di un rapinatore seriale di donne anziane. Arriva la richiesta, quella di ripristinare le ronde di militari a piedi. Il centro ormai è poco sicuro. Ecco, io non mi muoverei da sola, neanche in compagnia di mio marito. Scusi, mi sa dire dov'è la stazione? La frase con cui il rapinatore seriale di donne anziane a Mestre le avvicina per depredarle di collanina, strappandogliela dal collo. A volte di sera esco col cane. Ci sono dei gruppi un po' così che vedi che non sono proprio rassicuranti. E soprattutto da quando quelli che erano in Mia Piave ho notato che in Mia Piave, quando hanno fatto tutto per recuperarla un po', molti di quei ragazzi che stavano lì sono venuti qui in centro. L'aggressore, un italiano sui 30 anni d'età, ben vestito, alto circa 1,70 m, riconosciuto dalle foto segnaletiche della polizia delle ultime vittime di 82 e 83 anni, rapinate con violenza rispettivamente sotto casa e nell'androne delle Scale, in zona Piazza Barche, laterale di Via Piave, la scorsa settimana, in 2 distinti episodi tra le 18 e le 19 di sera. Di sera poi cerco di evitare proprio di sera a sera, poi però io abito nella zona qui di Viale Garibaldi che è ancora sicura, tra virgolette, quindi però immagino e vedo anche quando giro per i posti più caldi tipo Via Piave, Corso del Popolo, anche se sono di pomeriggio vedo parecchia gente così, non per la quale. Mestre nel panico dopo il diffondersi di questa ultima notizia, con le aggressioni a scopo di rapina ai danni di queste donne anziane che camminano da sole, specie nell'area del centro, come racconta questa signora da Via Poerio. L'altra sera avevo chiamato addirittura io perché intervenissero, perché si stavano picchiando e mi dava l'impressione che la cosa degenerasse magari veramente in qualcosa di brutto. E sempre da Via Poerio, strada centralissima, a ridosso di Piazza Barche e Ferretto, l'appello a questore e prefetto di Cinzia, proprietaria di uno dei bar storici della città. Da 26 anni che siamo qua noi, io e mia sorella, abbiamo visto e vediamo molto degrado. A noi andava bene quando c'erano i militari che passavano in ronda a Mestre, molto gentili, molto educati e controllavano anche gli angoli bui. Per noi sarebbe un deterrente metterli di nuovo. Accoltellamento nella notte tra sabato e domenica a Belluno, aggredita una coppia, indagini a tappeto per individuare i responsabili nel minor tempo possibile. Sul selciato ci sono ancora le tracce dell'accoltellamento avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Vittima una donna, l'uomo con lei picchiato da una banda di ragazzi. Siamo vicini al locale Jador, che è frequentato dai giovani, e davanti al consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quello che è accaduto però è ancora da ricostruire.
L'accoltellamento è avvenuto in via del Boscon, non lontano dalla discoteca J'adore. La magistratura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. Nella notte tra sabato e domenica una coppia è stata aggredita. Lei è stata ferita da una coltellata al braccio, lui è stato picchiato da un gruppo di persone, probabilmente di giovane età. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della polizia che è immediatamente intervenuta sul luogo dell'accoltellamento. Qui c'è un'attività investigativa in corso coordinata dalla Procura della Repubblica, quindi su questo non posso dire se non che la squadra mobile di questa questura sta attivamente lavorando sul caso. Possiamo sperare che si risolva in tempi brevi? Sperare? Le speranze sono sempre, come dire, considerate accettabili e positive, ma è inutile fare previsioni, bisogna lavorare, il lavoro investigativo è un lavoro certosino, bisogna mettere insieme i pezzi, vagliare tutte le situazioni e poi vediamo dove arriveremo. Gli autori dell'aggressione per il momento non sono stati ancora individuati, ma si spera che le descrizioni fornite dalle vittime possano aiutare a individuarli. I fatti sono avvenuti verso le 5 del mattino, quando la discoteca era già chiusa. La coppia sulla quarantina sarebbe stata circondata da un gruppo di quasi una decina di persone davanti all'ingresso del consorzio agrario. Arrivate le ambulanze, gli aggrediti sono stati portati al pronto soccorso del San Martino. L'anziano 86enne che abita nella casa dall'altra parte della strada ci racconta i rumori sentiti nella notte, ma di come, abituato agli schiamazzi, non si sia affacciato a guardare, scoprendo l'accaduto il giorno dopo, quando dietro il guardrail dalla parte dove abita, le forze dell'ordine, che secondo lui cercavano la borsa, hanno trovato un portafogli. Infine ci fa notare come l'uva della sua pergola sia finta schiacciata vicino a dove si è verificato l'accoltellamento, come dire che chi c'era era lì da un po'. Le indagini proseguono con il massimo riservo, ma trapela una cauta fiducia nel buon esito delle operazioni in corso. Chiaramente è un fatto che ha una certa rilevanza da un punto di vista criminale e quindi logicamente dobbiamo cercare di fare luce. Il declassamento del lupo a livello europeo, secondo Coldiretti, non rappresenta un punto d'arrivo, ma il presupposto fondamentale per la gestione del problema. 10 milioni di euro, a tanto ammonta il valore dei danni provocati dalle predazioni dei lupi, 150 solo in questa stagione e solo nel territorio dell'altopiano di Asiago. Allargando lo sguardo anche a tutto l'Alto Vicentino e alle zone più basse fino alla pianura, la presenza dei lupi è ormai un dato di fatto, così come le predazioni che si sono susseguite nel corso dell'estate. È normale pensare, scrive in una nota Coldiretti, che la montagna sia la casa dei lupi, ma anche un territorio altamente antropizzato come la zona collinare fa i conti quotidianamente con il loro arrivo. Esemplari isolati, se non addirittura branchi, si stanno spingendo fino in pianura, arrecando non pochi danni ad allevatori e attività. Secondo Fabio Scorzato, presidente di zona di Coldiretti Schio, i lupi hanno capito che è molto più semplice catturare un vitello, una manza o un asino, anziché inseguire con molta più fatica e minor certezza del risultato selvatici come camosci e caprioli. Il lupo si è quindi adattato alla situazione, trovando di fatto pochi ostacoli nelle aree di pascolo, dove non è possibile recintare o avere difese adeguate. Nel frattempo il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il declassamento della specie, non un punto d'arrivo secondo Coldiretti, ma un presupposto fondamentale per la gestione del problema. Gestione, appunto, non eliminazione, sterminio o trasferimento, anche se un intervento non è più rinviabile. L'organizzazione sottolinea il fatto che la Regione Veneto da un lato sostiene il progetto di ripascolamento habitat e il ruolo di allevatori e agricoltori, dall'altro non consente loro di lavorare in assenza di pericoli come le predazioni. A questo si sommano le incursioni dei cinghiali che arano letteralmente il terreno e contribuiscono alla diffusione della peste suina africana. Chi governa il territorio è dunque chiamato ad ascoltare il grido che arriva dalle malghe e dagli allevamenti. Preoccupa l'antisemitismo montante e quest'odio che potrebbe restare anche dopo il conflitto in Medio Oriente. Lo pensa il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, mentre è stata rafforzata la sicurezza al ghetto.
Il peggioramento della situazione in Medio Oriente e le recenti manifestazioni a Roma e Milano hanno portato a un innalzamento delle misure di sicurezza nell'area del ghetto ebraico di Venezia, anche se questore e prefetto hanno confermato che l'attenzione fosse già alta e sotto controllo, soprattutto a causa del conflitto israelo-palestinese. E a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre esprime la sua preoccupazione il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani. Siamo da 23 anni sotto scorta in campo di ghetto con la finanza che lavora 24 ore su 24 e opera 24 ore su 24, quindi siamo abituati ad essere ancora nel ghetto, ecco, mettiamola così. Siamo preoccupatissimi per l'antisemitismo che sta montando, per la visione che i media danno di ciò che sta accadendo, che è tragico, che è grave, che è gravissimo, che però è una visione parziale e sempre mediata da posizioni ideologiche da destra e da sinistra, e noi siamo in mezzo. In Italia sono stati individuati 205 siti sensibili tra luoghi di culto, scuole e sedi diplomatiche, e la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente evidenzia ha peggiorato il clima. Stiamo subendo chiaramente la conseguenza di un odio che viene riversato contro Israele innanzitutto, in modo più o meno giustificato, e di conseguenza contro tutti gli ebrei del mondo e contro la diaspora. Quello che sta succedendo è successo negli ultimi mesi in America, nelle università, lo abbiamo visto e sta ancora accadendo, per non parlare dell'Inghilterra, del Belgio, della Francia. Qualche cosa in Italia, che di solito è più pigra, è più cauta, è più tranquilla, però nelle università l'odio si espande. E questo è una grande preoccupazione, perché quando sarà finita, chissà quando, e speriamo presto, la situazione medio orientale sarà in qualche modo riequilibrata, l'odio rimane. È iniziata la consegna delle dosi di vaccino anti-influenzale e anti-Covid nel territorio dell'ULSS 6 Eugania. Da lunedì 7 ottobre è possibile prenotarle. Le dosi di vaccino anti-influenzale e anti-Covid verranno consegnate ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, in azienda ospedaliera e alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale 2024. 107.000 dosi circa per il territorio dell'ULSS 6 Eugania, che saranno consegnate fino a sabato. È iniziata la distribuzione presso la medicina generale di libera scelta di quelle che sono le dosi vaccinali, in maniera di dare la possibilità ai nostri colleghi del territorio di organizzare per le attività vaccinali con i loro assistiti, i fragili, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza, in quanto hanno necessità di essere vaccinati. Somministrazione gratuita per le categorie fragili, anziani, bambini, malati cronici e donne in gravidanza, che dalla prossima settimana possono già prenotare l'appuntamento. Per i medici di medicina generale 100.000 dosi di vaccino e per i pediatri di famiglia 7.000 dosi di vaccino. Da lunedì sarà possibile richiedere la vaccinazione dal proprio medico di medicina generale e dal proprio pediatra di famiglia. Operazione dei carabinieri di Conegliano nell'ambito di un'attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Hanno arrestato un 44enne disoccupato con l'accusa di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo, già conosciuto perché vicino agli ambienti legati al mondo della droga e per questo motivo tenuto sotto osservazione da qualche giorno, è stato sorpreso venerdì scorso dai militari della stazione di Susegana mentre annaffiava alcune piante di marijuana coltivate in un bosco vicino casa di proprietà della madre. Una volta rientrato in casa, l'uomo è stato perquisito. I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione 650 grammi di marijuana, 100 grammi di infiorescenze essiccate e 23 piante di marijuana in essiccazione. All'interno del bosco poi sono state sequestrate ulteriori 98 piante di marijuana dell'altezza di circa 2,5 metri. Per questo motivo l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Sant'Abona a Treviso, dove si trova tuttora in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, è arrivato in Veneto, prima a Vicenza poi a Treviso. Rivolgendosi ai suoi iscritti rilancia la sua contrarietà all'autonomia differenziata, preannunciando un possibile sciopero generale. L'ho detto anche l'altro giorno al governo, perché ho chiesto che dentro le riforme da fare nei prossimi 7 anni, gli ho detto: sapete cosa vi chiediamo noi di
tra le riforme, visto che voi la citate, quella dell'autonomia differenziata toglietela, come sta insieme che ho bisogno di una dimensione perlomeno europea per poter tutelare il mio sistema e raccontare invece che se ogni regione alla sua politica risolviamo i problemi. È un vero e proprio attacco frontale alla riforma dell'autonomia differenziata, quello del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Non solo, a Vicenza, rivolgendosi ai propri iscritti, invita a votare sì a tutti i 6 quesiti referendari per cui in questo periodo si stanno raccogliendo le firme. Sostanzialmente sono 3 i filoni verso cui intende dirigere l'azione del sindacato nei prossimi anni. La scelta pacifista della CGIL rispetto ai drammi internazionali, la scelta di chiedere un confronto vero e diretto con il governo rispetto al rinnovo dei contratti e delle prospettive di sviluppo e l'annuncio di uno sciopero nazionale che scatterà verso la fine del mese se non ci saranno risposte. Il 18 ottobre prossimo mobilitato il settore metalmeccanico, il 19 quello sanitario. Perplessità sono state espresse sulle esigenze del Veneto. Più che l'autonomia, qui servono prospettive più ampie che riguardano le infrastrutture, che rilancino un nuovo modello di sviluppo. In Veneto ci sono diverse priorità. Guardare al futuro con fiducia rispetto allo sviluppo. I dati sul rallentamento della produzione industriale anche nel Vicentino sono un problema che va analizzato. Serve un'occupazione di qualità, quindi meno precarietà, più stabilità, e serve ridare valore e significato dei nostri servizi pubblici. Purtroppo la sanità pubblica sta vivendo una fase difficile anche nella nostra regione. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, vandali all'opera sul 7° tornante del Grappa, sradicata la fioriera che ricordava un giovane morto in un incidente stradale. Durissimo il sindaco. Era il 13 agosto 2018 quando Luca Bontorin, 27enne di Romano del Zelino, perse la vita in un terribile incidente stradale in via Molini, al confine tra Mussolente e Borso del Grappa, mentre era in sella alla sua motocicletta. I suoi amici decisero di ricordarlo con un angolo speciale, allestito al 7° tornante sul Grappa, la bella vista che per Luca era il luogo del cuore. Purtroppo c'è chi ha pensato di oltraggiare inspiegabilmente quel sito, sradicando la fioriera e gettandola a valle. Un gesto orribile che non è passato inosservato al sindaco Simone Bontorin, che nei social ha lanciato un attacco durissimo. Si tratta di una di quelle tipiche cose che fanno arrabbiare veramente tanto, non solo chi è responsabile di una comunità, ma anche fa indignare tutti coloro che poi tengono a questi segni e questi simboli. Tutti gli amici hanno sempre identificato questo posto come il luogo in cui essere più vicini anche a Luca, e di conseguenza era una sorta di sfregio il fatto che anche solo un simbolo fosse stato toccato e non rispettato. Nelle scorse ore c'è chi ha deciso di risistemare il sito in segno di rispetto per Luca Bontorin e tutte le persone che gli hanno voluto bene. È stata una sorpresa anche per me, di conseguenza vedo che l'appello social è servito, ma soprattutto che l'indignazione collettiva ha portato a far sì che anche i suoi stessi amici, perché immagino siano stati loro, abbiano sistemato la fioriera. Bene, anche se l'episodio ha destato parecchia amarezza. Penso che l'insoddisfazione della vita vada ricercata in altre cose, non nei simboli a cui tante persone sono legate. Nel giorno del Bra-Day per la prevenzione al tumore al seno, ne abbiamo parlato prima con la conferenza stampa del presidente Zaia in questo ottobre rosa, ma anche per la ricostruzione mammaria in seguito ad un intervento a Treviso. Ci sono testimonial d'eccezione per questa tematica così delicata e ci presenta una delle testimonial, il nostro Christian Arboit, in diretta con Tommaso Migot, rettore. Buongiorno Christian. Ci diamo del tu, sì, no. Buongiorno Francesca, testimonial d'eccezione, chi meglio di lei? Buongiorno Francesca, ciao a tutti, buongiorno a chi è in ascolto in questo momento. Ci diamo del lei, del tu, la chiamo del tu, siamo veneti. Siamo veneti e ci diamo del tu. Allora, una testimonial davvero d'eccezione per questa iniziativa diffusa su tutto il territorio, come ben dicevi Francesca, ne ha parlato Zaia a Venezia, ne sta parlando il dottor Berna con tanti ospiti qui a Palazzo Giacomelli a Treviso. Questa sera vi daremo tutti i dettagli di questa iniziativa importante che
che guarda in faccia un problema, perché i problemi bisogna guardarli in faccia, no? Sì, bisogna affrontarli e certe volte è meglio affrontarli anche con un po' di facciamo finta di niente, cioè mettiamoci nelle mani di chi sa, di chi è competente, perché io quando mi è accaduto io non ne sapevo assolutamente niente, né la mia famiglia. Era mai successa una cosa del genere. Era il 2020. Era il 2020, era un anno terrificante, era un anno bisesto, anche questo è un anno bisesto, per cui speriamo che finisca presto. Mi è capitato, è stato un caso, perché io avevo fatto la mammografia da 3 mesi, per cui mi sentivo tutelata e sicura. Invece poi ho fatto una visita di controllo ginecologica per essere tutta a posto e il seno non era a posto, 2 chicchi di riso, però mi ha fatto rifare, la professoressa mi ha fatto rifare la mammografia, l'ecografia e dopo 10 giorni mi hanno ricoverata subito. Ho fatto l'ago aspirato, mi hanno operata, era proprio il giorno del fatidico lockdown, era il 5 di ottobre, il 4 di ottobre mi hanno ricoverato, il 5 mi hanno operato e praticamente io sono uscita, ho trovato un mondo, già mi sentivo fuori da ogni, dopo questa cosa ti senti fuori, non ti senti spaesata e non vedere più gente per strada, le strade vuote, una città quasi cristallizzata, ti senti strana. Però Donatella, rettore, ce l'ha fatta. Però sono qui e non è detto, cioè, io continuo a fare tutti gli anni, a ottobre proprio, io sono stata operata a marzo, però ottobre, che è il mese della prevenzione appunto per il breast, il tumore al seno, io faccio tutte le analisi, mammografia, ecografia, analisi del sangue e fatela, secondo me non è giusto dire dai 45 anni in poi, bisogna farla sempre, fin da ragazzine. E non solo le donne. E non solo le donne, perché certe volte anche i maschietti si dovrebbero toccare, sentire se hanno delle cose strane, non solite, fatevi vedere, perché è un drago silente, non dà all'inizio non dà nessun sintomo, è asintomatico, è dopo che viene il peggio e evitiamo il peggio con la prevenzione. Perché Donatella hai scelto di raccontare la tua storia? Tu hai innovato la musica italiana, hai scritto grandissimi capitoli di musica e insomma tutti ti conoscono come persona e personaggio, ma perché a un certo punto arriva questa esigenza di raccontarsi? Io l'ho detta proprio perché prima tutti parlavano di Covid era quasi passato in secondo piano il fatto che invece in Italia ci siano tante persone che invece vengono colpite da altre tipologie di malattie, a partire non solamente dal tumore, però chi può avere un diabete, cioè ci sono tante malattie invalidanti. Per esempio io sono nata con una tara familiare del sangue, la microcitemia / talassemia, e per cui devo stare attenta perché le mie difese immunitarie non sono eccezionali. Anche questo, cioè bisogna fare attività fisica e bisogna portare avanti bene fino al momento giusto, cioè bisogna morire vivi, non bisogna morire morti, bisogna morire bene, ho voluto dirlo perché io non me lo sarei mai aspettato e come non me lo sarei mai aspettato, chissà quante altre donne la pensano come me.
La vecchiaia è una malattia. È una grave malattia che colpisce anche i giovani. Come scrive e canta in una sua canzone. Allora, grazie davvero Donatella per questa testimonianza e Francesca da Palazzo Giacomelli, per il momento è tutto. Questa sera entreremo nel vivo di questa importantissima iniziativa. Grazie ancora Donatella. Grazie a te. Grazie davvero a Cristian Arboit e grazie naturalmente a Donatella Rettore per questa testimonianza così importante. Continuiamo in qualche modo a parlare di salute e lo facciamo insieme a Patrizia Volpato, presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Fibrosi cistica, posso dire che è forse una patologia di cui si parla poco rispetto a tante altre malattie, nonostante che numeri abbiamo per quanto riguarda la nostra regione. Proviamo a fare una fotografia, dare una fotografia. Beh, in Veneto sono seguiti del Veneto circa 400 pazienti presso il Centro Fibrosi Cistica regionale di Verona e presso il Centro di supporto del Cafoncello di Treviso. È una malattia di cui si parla poco. Si vede poco, tanto che i nostri ragazzi dicono che è una malattia invisibile, perché quando sono bambini, quale bambino non ha la tosse? Fino all'adolescenza, quando diventano grandi, fanno tutto e di più, anche in una sfida con se stessi per dimostrare anche agli altri che ce la possono fare, che sono esattamente come gli altri. Se non fosse per il fatto di questa tosse insistente e che una buona parte di loro deve assumere degli enzimi pancreatici per assimilare le sostanze nutritive dei cibi, da fuori non si vede. Si contano, mi diceva, 6-7 casi all'anno di nascite di bimbi affetti da fibrosi cistica. Esatto, in Veneto sono circa 6-7 nuove diagnosi annue, un andamento che è abbastanza stazionario negli ultimi 9-10 anni. Quando arriva una diagnosi di fibrosi cistica, cosa succede nella famiglia che ha questa persona malata? È una tegola di cui non conosci il peso, perché fibrosi cistica pochissimi ne hanno sentito parlare. Io mi ricordo quando è successo a me, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata di aver letto in un giornale dalla parrucchiera della figlia di Marta Marzotto che era morta di fibrosi cistica, soffocata. Per cui la prima immagine che il mio cervello ha recuperato è stata questa. Terribile, però poi abbiamo del personale straordinario presso i nostri centri che ti prende in carico fin dall'inizio, ti fa seguire subito anche dalla psicologa, dalle infermiere che sono veramente parte anche della nostra famiglia, perché come malattia cronica noi veniamo seguiti, i nostri ragazzi vengono seguiti tutta la vita, bene o male, dalle stesse persone che diventano davvero per molti di noi come una famiglia. C'è una confidenza straordinaria e ci sono di supporto anche psicologicamente. Ci danno sempre la carica e ci dicono che ce la si può fare. Ecco. Lei ha più volte detto la parola psicologicamente, perché l'aspetto psicologico nell'affrontare la malattia è altrettanto importante dell'aspetto puramente legato a quelli che sono i sintomi della malattia stessa. Certo, un po' perché nell'epoca dei social è cambiata rispetto a quando è iniziato la mia avventura e quelle degli altri genitori che hanno figli attorno ai 30 anni come il mio. All'epoca non ci si poteva confrontare, era vivamente sconsigliato di fare amicizia con le altre famiglie, non perché ci fosse un veto di natura, non saprei come dire, ma solamente perché i nostri ragazzi sono portatori di germi che per loro possono determinare un andamento blando della malattia oppure un aggravamento importante, e quindi era sconsigliato nel tempo in cui non c'erano i social di confrontarsi anche con gli altri genitori, non si poteva stare nella stessa stanza tra pazienti. E poi le mamme, si sa,
e qua parliamo prevalentemente di mamme, certo, trovano sempre il modo di confrontarsi tra di loro, e devo dire che molto spesso ho incontrato, e anche i miei colleghi dell'associazione hanno incontrato delle persone che ci hanno messo invece strumenti in mano per poter affrontare meglio la situazione, e uno di questi strumenti fondamentali è l'associazione, che ha consentito a genitori e soprattutto per i loro figli di, non dico cambiare l'andamento della malattia, ma sicuramente di modificare il quotidiano della malattia, cercando di offrire loro dei servizi quando sono ricoverati in ospedale. Ad esempio all'ospedale di Verona abbiamo messo a disposizione una cucina dove i genitori possono cucinare, abbiamo messo a disposizione dei microonde, in ogni stanza ci sono dei frigoriferi, appunto per il fatto che quando i nostri ragazzi sono in ricovero sono in un certo senso confinati nella stanza, non possono partecipare ad attività comuni, devono rimanere in una specie di regime di segregazione, e quindi cerchiamo di dare loro un po' di conforto, diciamo. Abbiamo messo nelle stanze a Verona i televisori, diamo loro delle integrazioni con qualcosa da mangiare. Adesso vorremmo partire con un progetto per portare a loro al pomeriggio qualcosa di diverso dalla mensa ospedaliera, perché la media dei ricoveri dei nostri ragazzi è di 15 giorni, ma ci sono delle situazioni abbastanza pesanti che prevedono di rimanere ricoverati anche 1 mese, 2 mesi, qualche volta 3 mesi. E insomma ci vuole un diversivo, un po' di normalità. Proprio per dare quell'apporto anche psicologico. Per dare anche quell'apporto per affrontare quei lunghi periodi di ricovero. E tra l'altro c'è da dire che il centro di Verona, la sede di Verona è stata un po' apripista a livello nazionale. Certo. Il centro regionale di fibrosi cistica a Verona è stato il primo centro italiano, e il medico che per primo si è interessato e ha sviluppato l'interesse nei confronti di questa patologia è stato il vecchio primario professor Mastella, che è mancato 2 anni fa, il quale ha preso a cuore la situazione di questi bambini, perché fino a pochi anni fa l'età che potevano raggiungere questi malati era l'adolescenza. E lui si è interessato di questi bambini che si diceva morivano per broncopolmonite, e ha sviluppato all'interno della pediatria dell'ospedale Borgo Trento di Verona un nucleo che si occupava prevalentemente di fibrosi cistica. Nel momento in cui il professor Mastella ha cominciato a sviluppare questo nucleo, un gruppetto di genitori, all'inizio trevigiani e vicentini, si sono dati da fare dal punto di vista della raccolta fondi e dell'interessare il mondo politico a questa malattia, e questi genitori hanno contribuito allo sviluppo sia in termini di mura che in termini di acquisizione di personale del centro fibrosi cistica di Verona. Continuiamo a farlo ancora adesso, perché Lega Italiana Fibrosi Cistica è nata nel 1971 per supportare le famiglie e contemporaneamente implementare i servizi che ci sono presso il centro fibrosi cistica di Verona, proprio nell'ottica di avvicinare le cure ai malati. 20 anni fa, in accordo con il centro fibrosi cistica di Verona, con la provincia di Treviso e il benestare anche della regione, siamo riusciti ad aprire presso la pediatria del Cafoncello qua di Treviso inizialmente ambulatorio fibrosi cistica per curare i bambini piccoli e non dover andare a Verona a fare dei hospital partendo ad ore antelucane, e alla fine tutti ci siamo trovati così bene qua a Treviso. Siamo partiti con 50 pazienti pediatrici che in questo momento abbiamo festeggiato i 20 anni di un ambulatorio che è diventato servizio di supporto di Verona, che segue tuttora 200 malati, non solo trevigiani, non solo pediatrici, perché per fortuna con lo sviluppo delle terapie abbiamo anche dei giovani adulti, abbiamo delle giovani donne che hanno anche avuto dei figli. Da
2 anni e mezzo è stato sviluppato in America un farmaco che ha stravolto la vita dei malati di fibrosi cistica in positivo, nel senso che alcuni di loro che hanno una mutazione particolare possono beneficiare in maniera incredibile di questo farmaco, anche se alcuni di loro, pur avendo la mutazione per cui il farmaco è nata, hanno dei tali effetti collaterali che hanno dovuto sospendere il farmaco. Noi speriamo che le cose vadano avanti bene. Tra l'altro, tra le attività dell'associazione, oltre a sostenere le famiglie e i 2 centri, noi sosteniamo anche il centro di ricerca clinica che è presso il centro fibrosi cistica di Verona. La ricerca clinica è una ricerca che non va a individuare per cercare di correggere quello che provoca la fibrosi cistica, ma in questo momento prevalentemente abbiamo messo in piedi, assieme a dei fondi dedicati da una legge per la ricerca sulla fibrosi cistica, un percorso che fa sì che i malati di fibrosi cistica possano testare i farmaci per vedere come funzionano. E questa è una priorità che ha avuto l'associazione, perché è vero, è bello ed è utilissimo e sarà la gioia di tutti quando si scoprirà veramente come poter debellare questa malattia. Ma nel frattempo bisogna trovare un modo per poter portare i malati a quel giorno in cui la malattia non ci sarà più, e per fare questo bisogna testare anche nuove molecole. E portarli in modo dignitoso. E trattarli in modo dignitoso. Noi ce la mettiamo tutta per darvi un'idea dei servizi che l'associazione offre a Verona, ma questo avviene, ci tengo a dirlo, perché si parla tanto di mala sanità. Noi abbiamo sempre avuto un rapporto, non lo so se dire privilegiato, ma ottimo con le aziende ospedaliere sia di Verona che di Treviso, con le quali lavoriamo in sinergia. Quello che loro non possono fare, perché a volte non è volere, è non potere, noi lo mettiamo. Abbiamo messo una dietista dedicata, una psicologa dedicata, ci sono dei fisioterapisti dedicati, la responsabile del centro delle sperimentazioni del centro ricerca clinica è una nostra dipendente, per cui noi vogliamo che i nostri operatori siano messi nelle condizioni migliori per poter portare i nostri ragazzi in salute al giorno in cui potremo dire fibrosi cistica addio. Un'ultimissima domanda: come si vive oggi con la fibrosi cistica? Noi abbiamo titolato Dalla scuola al mondo del lavoro, perché queste persone cercano, l'obiettivo è quello di far fare loro una vita normale. Si riesce? Quali sono le difficoltà che si incontrano nella quotidianità? Le difficoltà che si incontrano nella quotidianità possono cominciare all'asilo e alle elementari, quando, siccome una 60-65% dei malati di fibrosi cistica ha il pancreas che non produce gli enzimi che servono ad assimilare i cibi, e ovviamente durante i pasti devono prendere dell'estratto pancreatico. L'estratto pancreatico è un farmaco e dipende tutto dalle persone che si incontrano, perché tu puoi incontrare la maestra alla quale spieghi come funziona, porti la carta del centro che dice che questo farmaco non è un farmaco che può dare, che è tossico. E allora se trovi lì la maestra che si prende a cuore la questione e ti dice ma non si preoccupi, gliela diamo noi, a me è sempre successo così, posso dire, però so che ci sono alcune maestre che non si prendono la responsabilità perché hai sempre paura di danneggiare, oppure quando lavorano non trovano il lavoro adatto a loro. Abbiamo delle persone che comunque sono adulte, che hanno voglia di mettersi in ballo, che hanno voglia di lavorare, e magari anche dopo è successo un trapianto di polmone, le mettono a lavorare in un magazzino al freddo dove uno deve lavorare con i moon boot e con la tutona della montagna. Allora tante volte noi interveniamo. Certo, noi interveniamo quando
le famiglie o i pazienti ci chiamano e ci parlano della loro situazione, perché tante volte non sanno che noi possiamo intervenire anche in questo ambito. Abbiamo un assistente sociale dedicata a loro che lavora presso il centro fibrosi cistica di Verona, a cui molti si rivolgono e tanti dicono: beh, cosa servirà un assistente sociale per uno che ha una malattia respiratoria? L'assistente sociale serve a far partire i servizi sul territorio che sono dedicati ai malati, può servire quando ci sono delle difficoltà con le farmacie. Per dirvi, negli ultimi anni abbiamo avuto difficoltà a reperire, lo saprete tutti perché anche Fedez ne ha parlato, l'estratto pancreatico, e noi come associazione regionale, che facciamo parte di un'associazione nazionale, siamo in contatto continuo con l'associazione nazionale per segnalare dove ci sono le mancanze, poter intervenire, e in questo tante volte l'assistente sociale si fa da tramite attraverso le farmacie, anche perché l'assistente sociale, che è il nostro fiore all'occhiello, è la persona che può anche avere accesso a dati sensibili che noi come associazione, a meno che il genitore o il paziente non ti fa la confidenza, non abbiamo conoscenza, non possiamo accedere, per cui è una figura privilegiata, è anche la figura che molto spesso si interfaccia con l'assistente sociale del comune dove abita il malato per vedere di attivare o un contributo economico o un servizio sociale a domicilio, tipo la consegna di pasti, perché ci sono delle persone anche con la fibrosi cistica che si trovano in condizioni familiari disagiate e hanno bisogno di aiuto. Sono adulti, non hanno più la famiglia, non sono in grado di lavorare perché la loro condizione non glielo permette, la pensione è bassa e quindi bisogna attivare tutta una serie di servizi, tra i quali tra l'altro interveniamo anche noi, perché se ci sono delle difficoltà economiche importanti, attraverso l'assistente sociale siamo anche in grado di pagare l'affitto per queste persone piuttosto che pagare la bolletta del gas. Insomma, cerchiamo di essere arrivare un aiuto, lì dove c'è come bisogno. si dice sempre adesso, a 360 gradi. Una rete di figure sul territorio a fianco alle famiglie e al malato. Esatto. Grazie davvero Presidente, grazie, perché abbiamo cercato e speriamo di averlo fatto arrivare a destinazione, raccontare quello che è il vostro impegno, e l'abbiamo capito, non è solo un affiancamento ma è davvero una struttura molto più ampia, e quindi per i malati, per le famiglie, sanno di avere un appoggio in questa associazione, nella Lega Italiana Fibrosi Cistica. Posso dire una cosa? Velocissima, che ho la pubblicità. Allora, ringrazio tutti i trevigiani che in questi anni ci hanno supportato. Continuate per favore a supportarci, perché noi senza di voi non possiamo costruire niente attorno al malato. E invece è importante costruire tutta questa struttura. Sì. Grazie a Patrizia Volpato, Presidente della Lega Italiana Fibrosi Cistica del Veneto. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Rieccoci in diretta, andiamo subito sulle giostre, non so se siano sulla ruota panoramica, adesso ce lo diranno loro. Buongiorno a Corrado Carpentieri, organizzatore delle fiere di San Luca, e buongiorno ad Eva Torricelli degli spettacoli viaggianti. Grazie davvero per questo collegamento così colorato. Dove siete? Non vi sentiamo però, non vi sentiamo. Vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio. Ci sentite? Ah, eccovi qua, eccovi. Sì, adesso non vi vediamo solo, ma vi sentiamo anche. Perfetto. Allora, dove siete? Sulla ruota panoramica. Perfetto, quindi adesso tra un po' vi vedremo girare, o state fermi là? No, state fermi? No, stiamo fermi per il momento. Ok, perfetto. Allora, inizio subito da Corrado per capire che edizione 2024 sarà questa. Noi abbiamo partecipato alla conferenza stampa Casugana con tutte le novità, con uno sguardo anche all'ambiente. Adesso ce lo racconterà lei. Che cosa si devono aspettare i trevigiani, ma non solo, perché sappiamo che arrivano anche da fuori Treviso. Chi arriverà alle fiere di San Luca da venerdì? Sì, certo, la partenza è venerdì 4, abbiamo l'inaugurazione con l'amministrazione, presenteremo dal vivo Luca Loca, la nostra mascotte, e niente, i trevigiani e tutti gli ospiti si dovranno aspettare sicuramente la tradizione delle fiere. Le giostre le abbiamo mantenute come l'anno scorso, nessuna grande novità, ma la grande novità è proprio, come hai già accennato tu, sia da parte della sicurezza
e oltretutto anche un'attenzione all'ambiente, perché abbiamo eliminato completamente tutti i bruciatori, tutto il gas, abbiamo eliminato tutto e siamo portati all'elettrico. Praticamente tutta la cottura dei cibi e la somministrazione degli alimenti è tutto in elettrico quest'anno, con il ripristino logicamente anche delle linee sotterranee e dei cassettoni, diciamo questi arredi urbani, dove che andranno a contenere i contatori e i nostri interruttori di salvavita. È tutto nuovo, perciò quest'anno diciamo una novità sulla sicurezza. Ecco, dal punto di vista dei costi, cioè immaginiamo che ci sia stato anche da parte poi dei vari di chi ha le giostre, le attrazioni, doversi adattare a questo. Sì. Beh, sicuramente abbiamo fatto un investimento, ma è un investimento anche al futuro, cioè non riguarda solo quest'anno. È un investimento che noi abbiamo messo a bilancio a 3 anni proprio perché ci apporta sicurezza e sicuramente anche una miglioria anche nel nostro lavoro, cioè non lavoriamo più come prima, sempre in sicurezza anche prima, però logicamente le cose cambiano, siamo modernizzati anche noi, ecco. Cerchiamo di diventare più sostenibili. Esatto, Eva, lei che ha appunto questo stand di panini, di cibo, quindi anche voi tra i primi insomma ad adattarsi, lo avete accolto positivamente questo cambiamento? Sì, beh, certo, noi diciamo già il nostro stile di vita è abituato al cambiamento, quindi è anche più facile, diciamo. E infatti noi che principalmente lavoravamo a gas, adesso abbiamo tutto esclusivamente elettrico e ci adattiamo insomma per andare in meglio, ecco, con i tempi che corrono. Eva, oggi nel 2024 fare questo lavoro cosa significa? Come avete visto nel tempo cambiare anche le persone che arrivano alle fiere? Poi la domanda che stendo anche a Corrado, è un lusso il divertimento, questo tipo di divertimento, o si cerca di non rinunciarvi nonostante le difficoltà economiche che tutti conosciamo? No, io credo che comunque andare al Luna Park o anche alle fiere di San Luca, insomma questo tipo di eventi servono un po' a tutti quanti, dal bambino che va a scuola o anche all'adulto insomma che va a lavorare, come un momento per staccare la spina con la vita di tutti i giorni. Quindi io penso che tutti abbiamo bisogno di questo tipo di divertimento per rilassarsi, per passare una giornata diversa. Cioè, secondo me non ci rinuncia una persona al Luna Park con questo tipo di divertimento, infatti. Corrado, prego, finisca pure. No, ho finito. Corrado, quindi come diceva Eva, magari i ragazzini mettono da parte qualcosina per venire alle fiere di San Luca, per venire in generale al Luna Park, per ritagliarsi quelle giornate di divertimento sano. Sicuramente. Allora, le fiere di San Luca vivono di se stesse perché sono una tradizione e alle tradizioni noi poi soprattutto i veneti ci tengono in maniera esagerata. Sicuramente venire al Luna Park è una spesa, però non è una spesa folle, perché utilizzando anche i canali che abbiamo, anche il nostro sito, la pagina Facebook, ti portano al canale con le promozioni, si può risparmiare anche il 50% nelle giornate dovute. Poi ricordiamo che abbiamo 3 giornate completamente gratuite. Venerdì sono distribuiti 60.000 biglietti nelle scuole, poi mercoledì 35.000 e mercoledì prossimo altri 25.000. Perciò diciamo, unendo i biglietti che si possono scaricare da internet, che sono degli sconti, e i bigliettini gratis che vengono distribuiti e offerti dai partecipanti del Luna Park in collaborazione con il comune, cioè diciamo 2 giornate, 3 giornate si possono fare tranquillamente. Dopo è logico, il sabato e la domenica si vive anche con la gente che viene dall'esterno, automaticamente sale il numero del pubblico e il prezzo del biglietto è il prezzo pieno. Però insomma c'è la possibilità di risparmiare, divertirsi, un sano divertimento come hai detto tu prima, e stare in compagnia con la famiglia. Ecco. Infatti vorrei dire una cosa, se posso, che già vedere il nonno che porta il bimbo, che a sua volta veniva lui, che già che ti continuano a scegliere, secondo me già lì è una risposta positiva. È proprio quella tradizione, Eva, a cui faceva riferimento Corrado, questo tramandare la voglia di... Non c'è età per venire alle fiere di San Luca. No. E ogni anno di solito insomma, ce ne accorgiamo. Noi sappiamo che... Prego, Corrado.
Io dico sempre che le fiere sono 0,99, Sì. perché qui si viene in carrozzina appena nati fino al nonno che porta il nipotino, perciò queste sono 0,99, tutte le età. Comunque proprio a misura di famiglia, diciamo, adesso stiamo sempre andando avanti proprio a misura di famiglia e per tutti. E per voi vedere queste generazioni che si accompagnano fianco a fianco cosa significa? Beh, è una bella soddisfazione sicuramente. Come noi. Sì, guardi, come noi. I nostri genitori, i nostri nonni lo facevano, lo stiamo facendo noi e poi lo faranno i nostri figli. Perciò noi accompagniamo le loro generazioni tanto quanto le loro accompagnano le nostre. Io dico che, per esempio, io sono la 4ª generazione che viene a Treviso della mia famiglia, le mie bambine saranno la 5ª e con il mio chiosco è il 35esimo anno consecutivo che veniamo qui. È proprio... Insomma, diciamo... Voi vedete la storia che cambia nel venire a Treviso. Treviso che in questo momento sta vivendo un periodo molto caldo sul fronte della sicurezza delle baby gang. Sappiamo come siano attenzionate anche le fiere per evitare, i controlli saranno intensificati per evitare che possano succedere dei disordini proprio tra ragazzini. Dalla vostra posizione come cercherete insomma di mantenere la situazione tranquilla all'interno delle fiere, proprio considerando i numeri elevatissimi che sono previsti? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, come ho detto prima, oltre al discorso elettrico e tutto, noi abbiamo investito molto negli anni, perché dalla filodiffusione alla prima agenzia di sicurezza privata che abbiamo preso ormai 6 anni fa, 7, siamo saliti veramente tanto. Dovete contare che adesso abbiamo 43 addetti con tesserino di incendio rischio alto. 10 di cui anche con primo soccorso. Poi abbiamo 8 persone addette solo ai varchi di controllo e che girano all'interno di un'agenzia privata, più il sostegno degli alpini, e in più abbiamo, che ringraziamo molto, che ci danno una mano ogni anno, e in più abbiamo anche le forze dell'ordine, perché carabinieri, polizia e polizia locale sono presenti a fiera sempre. Sì. Perciò diciamo noi, a parte la fiera la gente ha voglia di venire a divertirsi, quindi è difficile, va bene, può esserci il piccolo parapiglia tra ragazzini, però diciamo abbiamo un occhio di guardo anche tra di noi, abbiamo un gruppo WhatsApp che serve per comunicare tra di noi in un momento istantaneo quello che accade o a destra o a sinistra, in fondo, dietro, perciò noi assolutamente non ci preoccupiamo di questo. E allora lanciamo un ultimo messaggio a trevigiani e non. Dal 4 ottobre, sperando che le previsioni cambiano, ma in caso inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata, lanciamo un messaggio a tutti quanti per questa edizione 2024 delle Fiere di San Luca. Eva e poi Corrado. Allora, accendiamo le luci e i sorrisi, vi aspettiamo come ogni anno. A tutti voi allora una buona giornata e vi aspettiamo alle fiere. Grazie davvero a Corrado Carpentieri e grazie a Eva Torricelli, buon lavoro e magari torneremo ad aggiornarci per fare un bilancio di questa edizione 2024. Grazie davvero, adesso vi facciamo fare il giro sulla ruota panoramica, vi lasciamo liberi di vedere Treviso dall'altro. Grazie davvero, noi siamo grazie davvero, noi siamo in chiusura, vi ricordo ci sarà il meteo, poi la pubblicità e poi l'approfondimento dedicato alla salute. Tema di oggi: la malattia di Alzheimer, stili di vita e fattori di rischio. In studio con Alice Montagnier, la dottoressa Roberta Vitaliani, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenza dell'USL 2 Marca Trevigiana. E poi questa sera a partire dalle 21 nuovo appuntamento con Ring, ospiti Vanessa Camani del Partito Democratico, Luca Pavanetto di Fratelli d'Italia e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Gianangelo Boff della Lega. E poi si parlerà di moto ondoso con la denuncia di Cipriani contro il Comune, insieme a Daniele Vianello legale proprio di Cipriani, Luca Fasan gondoliere e Giovanni Giusto. Tutto questo dunque la nostra ricchissima programmazione. Allora io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, meteo, sigla e poi l'approfondimento salute. Grazie ancora.